saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi la quarta giornata di eccellenza siciliana Girone A, che vede scendere in campo l'oratorio San Ciro e Giorgio contro il San Giorgio Piana. Il primo tocco sarà dunque del San Giorgio Piana, che andrà quindi a realizzare il primo tocco, lo fa adesso e si torna subito con il lancio di Chinici con il mancino, cerca le corri, poi salta subito e effettivamente lo può anche fare, ha la qualità per farlo, Scalisi per Balistri da terra, allarga il gioco, Corso guarda la porta, poi cerca un traversone per essere tutta la di rigore con il cintura che guarda la porta, poi calcia col mancino, palla fuori, buona occasione però per il San Giorgio Piana che si fa vedere in avanti e lo fa al minuto 18 con cintura. Duli, vediamo se fa centrale, sceglie Chinici, passaggio rischiosissimo, infatti lo sbaglia. Leale, finta, controfinta, va sul Ziso, calcia, se sai, mette in calcio d'angolo, ma questa è l'occasione più importante della partita, è di stampo bianco-rosso di casa, con il tentativo del giovane Leale, classe 2007, se sai, con un colpo di Reni, mette in calcio d'angolo. Chinici, che però sta contando i passi, dunque possiamo anche immaginare in realtà una conclusione. Vediamo, un po' lontano. Conta i passi, va Chinici a cercare la porta e poi la traversa. Si salva Marino di testa, poi Tricoli direttamente tra le braccia del portiere, ma grande occasione. La risposta del San Giorgio Piana è arrivata adesso con questo calcio di punizione leggermente deviato. Diventa una grande carica per i giocatori. Ancora corner, palla in mezzo di testa, Balistri stacca, non perfetto. E poi Scalisi toccato, fischietto in bocca, calcio d'angolo. Poi qualcosa Benedetta con Di Peri e qui sicuramente tante spinte con Duli in particolar modo, anche Tricoli a mettere la buona. Di Peri sembra molto arrabbiato poi. Adesso ci sarà qualche cartellino giallo, pensiamo di sì. Poi ancora Di Peri e Duli a colloquio ed è rosso per entrambi, rosso per Di Peri, rosso per Duli. Questa è la decisione da parte del signor Bartolino. 2 cartellini rossi al minuto 45 di gioco. Adesso la partita può veramente cambiare tanto. Antus, poi Corso. Poi la finta magia, nasconde il pallone maltese. Che falla di Arusa, cartellino giallo. Grande giocata da parte del 10. Ed è anche rosso per Arusa, perché era già ammonito, sono in 8 adesso. C'è Torres che sta guardando i compagni attentamente, quasi per voler fare un movimento per ricevere il pallone. Vediamo, Corso scambia con Buona Mason, avanza Chinici col mancino, si costruisce l'occasione, calcia da fuori! Ecco Chinici, l'avevamo detto, bisognava calciare da fuori per approfittare di questa situazione. Chinici non sbaglia, non se lo fa ripetere 2 volte ed è tutta con il suo pubblico. 0-1. Più che positiva, cambio di gioco delle parti di Torres che la controlla, tiene lì il pallone, Torres rientra sul Ziso, è fresco e lo fa vedere, Torres calcia con la punta e poi Maggio, quasi una conclusione da futsal quella di Santiago Torres. Visconti, buon intercetto, poi prova a rilanciare Torres che si disinteressa però del pallone perché in fuorigioco ruba il pallone invece dall'altra parte e poi chiude verso la porta, maltese Maggio da difensore, non da portiere, questo è il pallone. Buona Mason ha arretrato di molto il suo raggio di azione in questa partita, scambiano i due, poi con l'esterno Antus cambia gioco dalle parti di Visconti che può calciare e lo fa Cristian Visconti, è entrato dalla panchina, fa 0-2 e forse chiude anche il match. Antus carica la conclusione da fuori, Maggio questa volta blocca in 2 tempi in Bacher, utilizzare un termine pallavolistico. Lo Porto sbaglia tutto perché si intestardisce in una giocata solitaria. Visconti, poi Torres, ma va bene così. Dopo 2 minuti di recupero finisce il match, vince San Giorgio Piana, vince con il risultato di 0-2 e adesso approda a quota 8 in classifica.